Prima mattina. Francesco, adesso stamattina mi sveglio, apro i balconi e sì, sono loro. Esatto. Adesso sono tipo 6 Rottweiler che vanno fuori al recinto. No, No, prego, il coso del due addirittura. Buongiorno. li ho sentiti. È vero, sono arrivati in notturna. Oh, doveva esserci tempo di merda, è sempre stato così. Sì, Figata. solito, come anche... Come al mare. Guarda Leo. Leo. Uccio che l'hai visto che altro. Uccio adesso. Uccio. No, niente. Leo? L'ho conosciuto tante volte ormai. Però se guardo. Sì. È mio Leo. Più o meno. È Leo. Cosa? Chi hai visto? Chi hai visto, Amy? Ha visto dei galline, ti ho mandato anche la Che foto. bello le galline. Piano, Amy, piano. Togliti dall'amore, perché se la politicano... Ah, io l'ho mostrato. Sì, è terribile. Tutta, Sì. Siccome in Italia magari non tutti sanno, Amy quando trova cani che non vogliono litigare gli dà il di dietro in modo tale che il cane Come si padrone. avvicina ad annusare e dopo tac lei lo manda. Aspetta, ci prendiamo per tempo perché dopo io so come... Ioanni! Quanto sei pronto? Quanto sei pronto vuol dire quanto ti manca? Certo c'è quell'altro che deve fare anche lui colazione. Sì. Dai, devi farla? Dai, butta giù una pallottola di caffè che dopo andiamo. Anche perché hai il tendalino, le sedie. Io già il caffè ce l'ho. Beh, buttalo giù perché loro sono quasi pronti, dai. Ah sì, Italia, brava che ti sei ricordata, brava. Ah, Michele, mi dicono che hai lasciato, quando hai finito di distruggere il camper di Giovanni, che hai lasciato la bottiglia per terra. Vedi come fa finta di niente. Io la tiro sul No, proprio glielo ricordo ancora. Io Italia quasi quasi, siccome le grotte di Pradis sono una cosa molto bella e la cascata non la conosco, digli CP, mi porto lo zaino dei giochi. Cosa dici te? Sei felice che hai appena mangiato le pappe? Le pappe buone? Ti ho fatto tante pappe buone. Eh sì, guarda come ci le chiamo i baffoni. Eh sì. Sì, adesso la prendo. Uccio adesso. Uccio. Quello dovrebbe ghiacciarsi. Invece non fa ora ghiacciarsi. Sta facendo i malanni. Senti, raffredda sì, però non può ghiacciarsi. Sai che Sì. quando che c'è Michele bisogna chiedergli consulenze. Sì, basta non fai mai Guarda che anni. a volte col primo frigo a casa sua avevo fatto Ieso. Col primo che avevo. Ah, il tuo? Sì. Dopo a fine Marco mi ha regalato quello suo nuovo che aveva. Marco quelle caldaie. Quello del caldaia, me l'ha Che regalato. gentile per Marco metterlo del caldaia. quello che devo prendermi il Ma, Mercedes. però Marco del caldaie, come fa tu a regare un frigo, un elemento del genere? No, dai, di, conta. Non so. E alla fine lo butto su qua. Sei comodo, sai? No, vado giù. Sentite che stia. Non so cosa combino perché adesso sta arrivando pioggia, però intanto ho portato anche il cavalletto, tutto proprio. E siamo nel camper di Michele. Adesso aspettiamo Alessia e ovviamente Giovanni. Giovanni, muovite, dai, madonna, è sempre così, vero Italia? Dica qualcosa. Arriva. Italia, è vero, non so se te l'ho detto, perché sono sotto antibiotico, porta pazienza. E da una vita volevo portarti a puntinare le grotte di Pradis, solo che la strada mi ricordo, avendola fatta in macchina, me la ricordavo un po' impegnativa per il camper, però Francesco che è lì che mi ha montato, aspetta, che è lì montato con loro, gli fa strada e ha detto che è fattibile. Vabbè, vedi Italia, c'è anche lo scarico, un po' strano, cioè nel senso, vabbè, non è proprio facile da ammirare, però insomma con un po' di pazienza, esatto, smonti, guardi, controlli, ti fai dare indicazioni e vai là. Sì, strano che sia così piccolo, però vabbè,
Sarà che sono abituato a altre aree che hanno proprio il vascone enorme e tu gli vai sopra col camper diretto e via. Tipo quella di Valvasone, per esempio. Che do coglioni. No, volevo dirti... Che tu balle. Sei felice? Guarda. Ah, ecco, la rivisitazione Vabbè. Come tu? Cosa? È che torniamo in macchina. Come in macchina? Sì, andiamo col camper. Ah, partiremo prima o dopo. Semi partenza e via. Dico semi perché Giovanni deve andare su al bar a Ciosse il tabacco. Pannolini. Pannolini? Ah. Sei felice che andiamo al bar a prendere il tabacco? Bellissimo, guarda. Un ciuccio che butta zona natura. Boh. A testimonianza che l'olio di semi va anche in montagna. Coglioni. È arrivato. Riviviamo i momenti delle lunghe attese nei Balcani di Giovanni. Giovanni, il cappuccino, il tabacco, e Dio caro, te morsemo e caice. La sorbente da cambiare. Oh, che bello, Italia! Guarda che è venuto fuori il bel tempo. Oh, che figata! Abbiamo avuto tutti e 3 i giorni veramente belli, sera fresco e giornata proprio di bel sole. Che Sei felice, tu lo sai, batti le mani. Quindi è felice. Sei felice, tu lo sai, batti le mani. Oh, tutti insieme. Sei felice, tu lo sai, e le mani batterai. Niente. Nessuno che è felici. No, tutti depressi. Sì. Tutti depravati. Esattamente. Boh. Area attrezzata, boh. C'è scritto anche castello. È un po' ripidino. Bello. Aspetta, dopo dovremmo avere, almeno se è quella che avevo fatto io, una strada diciamo panoramica col torrente a destra. E il tornantino. Sti che grattadacchio che la tira Giovanni. L'ha fatto uno sgrata il cambio che metà fa basta. Gli varie case tipiche Michele Vara, roccia, legno, Vara che è tipica. Tanta tipica. No, non apprezza la tipicità. Beh, fin qua mi sembra molto semplice e strada relativamente larga, diciamo, ecco. Così studio la strada anche per me, se un giorno ci vengo con Pullman, se è fattibile oppure no, che in teoria, però per ora è normale. C'era un cartello con scritto divieto ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate o 3,5 quintali, mi dimentico sempre. Oh, guarda che tipica! Guarda sta qua, visto tipico moderno, tutta legno, tutta, tipo chalet, guarda che bello, guarda l'Italia. Dite no Italia, dai, dite no, non sta a dire no. Salud! Bella la chiesa, che non ho fatto tempo a riprenderla. 3,5 tonnellate, forno, c'è che non fai retro il teppinza. Allora, area attrezzata, foresta, non lo so adesso dove deve andare. Adesso gli starà dando indicazioni Francesco, che Francesco sa. Vediamo. Ok, forse fa retro, va. Macchine? No. Aspetta che è sceso. Andare in su o in giù, non mi ricordo la strada perché non c'è scritto il Google Maps, Google Maps. Google Map? Io non ho il telefonino dietro. Passa qua. Hai preso anche il mio? Ma porco cano, posso mai disintossicarmi da ste robe. Oh, facciamo strada noi l'Italia, così Michele non si stressa. Allora, questa qua a sinistra dove c'è scritto forno. Io mi ero anche segnato un castello che è qua attaccato, però Francesco che c'è stato ha detto niente di che, quindi allora non andiamo a complicarci, andiamo avanti. Sto vedendo, sì, infatti sono stradine abbastanza, vedi, proprio molto strette da fare con Pullman. Ce la fai, però piede lungo vuol dire piede lungo da noi. Sa cos'è? Senso di marcia alternato? Sì, dai. Non particolarmente ripida, la puoi fare un po' in terza, un po' in seconda, solo appunto è stretta, perché sai, il motorhome o alcuni camper sono larghi 2,35, hai capito? In più magari sono anche lunghi e passo lungo, tipo il mio praticamente, Pullman. Qua
quanta bella roba abbiamo in Italia. Cioè vedi, è che andare all'estero, a parte certe eccezioni, ok, quando proprio varchi il continente, allora lì proprio cambia flora, fauna e tutto, no? Però vedi, a volte l'andare fuori all'estero è un po' più una sega mentale, capito? Una sorta di convinzione. Tipo anche quando pensiamo alla Croazia e quei posti là. Cazzo, hai visto che razza di mari che abbiamo in Italia? San Vito Lo Capo, la Sardegna, cioè voglio dire. Ho messo l'area picnic qua. Ti accurva proprio qua. Guarda, e dove parcheggia uno per andare là? Qua forse, qua. Che robe. Ma io questo è il castello? Ah no, è una casa tipica. Guarda la tipicità. Guarda. Tipica roulotte. Esatto, molto tipica, anche roulotte. E tu? Tipico. E Giovanni abbiamo distanziato. Sosta Ceseta, ma no, è tutta dritta. Ah sì, aspetta qua, che non siamo in salita. Così. Questo qua è una roba tipica. Guarda, vedi tu? Guarda col rubinetto, guarda, ti puoi far carico, a grigliata. No, ma forse è una casa, dai. Bellissimo perché sei i navigatori, quelli tipo alla Colin McRae, no? Che facevano easy left, easy right, e no, invece scingano e a curva dopo qui sì, è un po' pistretta, ma una monada, cioè i linguaggi tecnici proprio. Guarda i burroni che mi mettono ansia questi. Ah no, non è un burrone, boh, meno male. Che ogni tanto trovi, no? Vedi anche là, guarda, cioè guardrail dappertutto, nella curva non c'è, come in Francia, uguale. Cioè nei tornanti toglievano i guardrail, guarda, giusto per volare dritto di là. Figata, bello, molto bello. Bene, così abbiamo testimone Michele di quando Mamma mia. perché magari sembravo pigna in culo nel piazzo di quel cane. Curva a sinistra, un fia secca. Buon, adesso un fia dritta a Schivane. Cioè Italia, scusa, ma nessuno aveva fatto la traduzione in veneto del linguaggio rellistico, dai. E un'altra roba che manca, che fanno sempre i rellisti, se tu osservi i video dei rellisti, così. Clauzetto, il balcone del Friuli, Pradis, la valle della preistoria. Hai capito Italia? Ma sì, vi portiamo nei posti preistorici. Guarda qua, una volta qua c'erano i dinosauri, tu dicevi dai che andiamo a vedere le grotte di Pradis, tu tranquillo e tac, ti si attaccava un T-Rex alla gamba. Una ruspa, serve una ruspa. Calca la via dove l'è il Panduz, l'è il tornante. Anzi, bisogna farlo un po' più con l'accento realistico. Dove che l'è il Panduz? Tira a sinistra. Dai Panduz, bisogna mia tamponarte. Guarda che bello, guarda che bello. Ma che roba, Italia, a te che piacciono le robe a camperizzare, guarda qua, tac. Bello, serve un camion. Che bello. Beh, gli era abbandonata là magari, no? Come regalo di Natale, Giovanni, Yuri. No, gli era là, cioè come per dire, te trova una rama, te trova una rama per terra, ti alzo su, no? Perché è abbandonata là. Un altro che ne blocca, sì, il nonno pieno di legna, guarda, a destra è segnato. Sì. Non so se vuoi che andiamo su o fermiamo qua, e beh, sono 2,4 km, aspettiamo gli altri. Io avrei aspettato gli altri. Vabbè, all'avventura. Sì, mal che vai, siamo già a posto. Mi piacerebbe essere sepolto qua, tranquillo. Ti che fa? Ma te fermi proprio qua? Lo so, ma che sei tipo quella di Rio, sono stato ne vede. Ah, è vero. È vero. Sì, qua. Sì. Eccolo. Guarda che gli si è aperto il cofano. Che dici, che sono sordo, non le sento, mi sa che c'è a voce. E toccava avanti a parlare pian. E ti che ripeti, che sono sordo, non che sento, non è che posso posto a non cagarti. Non che sento, sono sordo, vedi l'attestato, sordo. E toccava avanti a parlare sempre piano. E allora non ti capisci un cazzo. Ma chi? Giovanni? Giovanni? Scusi me, per quanto bene che te voglio, cioè, ma che coro. Ma tanto bene che voglio. No. Cazzo, no, torno in Rio.
stupido Google Maps, quella dopo, era giusta ma quella dopo, no questa. Vabbè, la fiata retro e... retro, si inizia Ita. Stupidetta di Google Maps. Purtroppo è la bussola in certi tornanti, come qualcuno di tu magari sa. No, da che altra parte Sander? Ah ok, ti si palla larga. E quando ci sono tornanti e curve troppo strette, la bussola, cioè non tanto la bussola, il tracciamento di Google Maps ti manda in un'altra strada, hai capito? Te non andiamo sopra di lupi ora. Ti che vedi? E quindi era di là. Loro sono già andati. Poi l'acqua del camper che boia. Ok, va bene. Gli altri in avanti vi aspettiamo là. Oro, buon. Oro, ciao. Perché se uno mi chiama mi va via internet. Questo è il ripidetto. Però vabbè, qua è strada più larghetta, qua è strada più normale, diciamo, fa vedere. Ma è il solito discorso del tornante, vedi il concetto del tornante, poi ripido, dopo quando lo fai è normale, no? È quasi una filosofia di vita sta roba. Vuoi aspettarlo? Ma va, se arrivai ormai, cioè a 1 chilometro siamo, però vedi, Italia, a parte aspettare Giovanni, ma io penso spesso, no, quando vado in giro in montagna, quando vedo certe case, tipo anche quelle, no, sperdute là nei monti, e dico, boh, cioè non capisco perché hanno fatto, soprattutto i borghetti, perché magari, non so, uno fa la casa sperduta, puoi dire, vabbè, soffre un po' di misantropia, vuole stare da solo, però i borghetti, cioè che non hai neanche un supermercato né niente, devi farti stra chilometri con la neve, tornanti e tutto per andare a fare un fiare di spesa, e non hai campi dietro casa, hai capito, che vivi di agricoltura o altro, quindi non voglio darti brutte notizie, ma te sa che i piercing sui capezzoli sono roba un fiare da reccioni? Infatti non lo più il piercing. Ma te lo avevi? Ma tanti anni fa, quando per la Loriccion. Dopo che conosco Elisa e andava via. Ho capito. Elisa mi ha portato alla strada giusta. Io l'amore mio che mi ha portato alla strada giusta, amore. Oh, ciuccio il tornante! Va bene, anche chi pensa con chi voglia. Sì, vabbè, adesso abbiamo fatto un po' di discesa. Ora c'è seta tipica, Italia, apprezza quando volo dietro, sinistra. No, non c'entra niente, altra roba. Probabilmente qua in questa zona ci sono tante cosine carine da visitare, sai, oltre alle grotte di Pradis. Comunque ecco qua, guarda, qua a sinistra. Non so, ste volte... sì, siamo a 190 metri, vai qua. Perfetto, evitiamo qualsiasi rottura di scatole, Italia. Sì, guarda che bello, ci sediamo qua con le panchine, il coso, bello. Prima e freno a mano. La madre se... Boh, adesso aspetta che si raffredda un attimo il motore e poi spegne. Guarda che non c'è andare in acqua. Bello, guarda Italia, guarda il bar tipico, guarda qua scritta da Segafredo, guarda che figata. Di che non sei figo, affitto appartamenti, bello, cazzo, bello, dai. Fonti solforose Anduins anche, ma guarda che bello, guarda il cimitero ancestrale che è lì, acqua Fonte Pradis, il cartello probabilmente dove distillano l'acqua, che bello che sto andando. E c'è anche un'area sosta caravan e autocaravan, che sarebbero i camper, Pradis, grotte, esattamente. E il castello Cecconi che deve essere, il sacrario militare anche, ti ho detto c'è tanta roba Italia. No, ho preso paura perché sto facendo la pipì, appena tiro fuori il pistolino ho sentito il motore, ho detto arriva Giovanni, è rischioso, no? Stavo guardando cosa sono i bocca di leone questi? Ale, guarda. C'è anche un bombone là, sai, quello... Sì, là! Ce li aveva la mia nonna e aveva solo le foglie perché che io giocavo sempre con i fiori. Guarda Italia, che abbigliamento tipico, guarda che robe. Guarda, altro che il drone, guarda che robe, guarda che riprese.